il pallone a più riprese, poi l'ha rimessa laterale, non sanno a chi batterla, in qualche modo palla che riesce ad arrivare a un giocatore da centrocampo, il sinistro, arriva subito il gol, è Capitan Seferi, sono 21. Tutto giocare, poi fronte destro d'attacco, ancora Roma con il capitano, va via da solo sulla destra, la palla viene messa al centro sul secondo palo, un intervento di Rau fantastico. Seferi chiede palla, eccolo qui che riceve, poi il tocco d'esterno interessante sulla destra, il cross al centro, il colpo di testa, Rau fantastico, poi sulla ribattuta, Feola fa 2-0 Roma. Lancione profondo a cercare Feola, la sponda, come al solito punto di riferimento da davanti, poi Seferi, guardate cosa fa, in mezzo a due avversari, ancora Seferi per Feola sul secondo palo, gol straordinario, 3-1 Roma, Feola, tentativo, poi palla messa fuori. Feola riesce sempre ad arrivare prima su queste situazioni e poi a sganciare i giocatori che partono dalle fasce. Ora Seferi fa tutto bene, Seferi, Rau in qualche modo con i pugni, poi palla che carambola su Feola e rimessa dal fondo. Seferi riesce a girarsi, accarezza il pallone, lo nasconde con il destro, lo mette al centro sul secondo palo al volo! Un gol incredibile, il 4-2 subito dopo un minuto nel secondo tempo per la Roma. Il pallone in profondità, eccolo qui, la mette giù, c'è una sovrapposizione di un compagno, Seferi si porta il pallone sul mancino, va Seferi! Che cosa ha fatto Seferi? 5-2 per la Roma!